65 ans fa, il 2 de gennaio del 1960, il campionissimo Fausto Coppi il volava via. Morì infatti in quel giorno, a circa 40 anni di età, dopo che aveva vinto praticamente tutto, incominciando a vincere il suo primo Giro d'Italia a 20 anni. Il Presidente della Repubblica ha ricordato nel suo messaggio di fine anno le sportive e gli sportivi, italiane e italiani, fra le persone che danno onore alla nostra nazione, all'Italia e non solo, ovviamente anche di altri paesi. Questa è l'immagine forse più famosa di Coppi e Bartali, Bartali l'amico e rivale di sempre, il famoso scambio della borraccia che si discute su chi la diede a chi. Questo è lo sport che mi piace, questo è lo sport che mi piace vedere e magari fa anche un ciccinino. Con questi vi auguriamo un buon anno a sportivi, ma non solo, a tutti. Ciao a tutti.